Buongiorno, bentornati alla Casa delle Notizie, ultimo giorno di fiera e quindi anche ultima puntata per questa edizione. Abbiamo un nutrito parterre con cui parleremo di com'è andata e anche di quello che sarà il futuro, partendo da Matteo Farsura, direttore di Vicenza Oro, Massimo Lucchetta, presidente degli Orafi Vicentini di Confindustria Federorafi, Piero Marangon, presidente degli Orafi Vicentini e Veneti di Confartigianato, e Arduino Zappaterra, presidente nazionale degli Orafi di CNA. Matteo Farsura, non possiamo ancora dare dati definitivi, non ci sono ancora i dati ufficiali, ma com'è andata? Qual è il clima? Allora, il clima è positivo, nel senso che fin dal primo giorno, quindi da venerdì, abbiamo riscontrato una grande affluenza, un'affluenza internazionale in particolare, quindi avevamo fatto numeri record nel 2024, siamo su quella linea lì e l'unica cosa è che all'interno di questi numeri la presenza straniera è aumentata, quindi insomma sta andando nella direzione in cui vogliamo. Massimo Lucchetta, i vostri associati cosa dicono? I nostri associati ho fatto un rapido giro nei giorni scorsi, ma ho fatto anche fatica a parlarci perché erano tutti impegnati, quindi no, comunque poi quando sono riuscito ad avere a parlare, tutti quanti bene o male sono stati contenti dell'afflusso, anzi tutti quanti in realtà si aspettavano, avevano delle aspettative minori, nel senso, visto un po' il panorama internazionale, pensavano sì, è una fiera sicuramente più in tiro rispetto a quella di settembre, però non così tanto come effettivamente è stata. Ci sono stati sì, sicuramente un grande bel afflusso, insomma, ecco, quindi tutti sono contenti. Piero Marangoni, il periodo non è dei più felici, però mi pare quindi di capire che sia andata benino ai vostri. Beh, tra i periodi meno felici questo è quello che se non altro ci dà una visione in prospettiva di positività, perché vediamo che le guerre, sia quella nel versante Israele, Gaza e quant'altro, che Ucraina e con la Russia, hanno delle ipotetiche soluzioni, no, all'orizzonte, e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Per quanto riguarda la fiera mi allineo con quanto ha già affermato il mio collega Massimo Lucchetta, quindi positività. Si era un po' preoccupati all'inizio perché si viene da un periodo che non è terminato ovviamente, di crescita e di record, oserei dire quasi quotidiani, del prezzo dell'oro, e quindi questa instabilità sicuramente preoccupa le aziende, perché è un parametro che non riusciamo a controllare, che dobbiamo assolutamente subire, e questo porta delle incertezze nella raccolta degli ordini che c'è stata, e quindi siamo contenti e ottimisti per il futuro. Arduino Zappaterra? Che dire, ormai è già stato detto tutto, per cui non posso che confermare quelle che sono le impressioni. L'unico appunto che posso fare da grillo parlante, come mi hai soprannominato, è che praticamente sì, gli ordini sono fatti, poi come sappiamo tutti, io ma soprattutto i miei due colleghi, bisogna sempre aspettare quei 10-15 giorni per vedere se poi vengono confermati, se poi effettivamente si va verso un'effettiva consegna, sì, anche perché con il prezzo del metallo a questi livelli sbagliare anche solo di 1 millimetro sì, vuol dire che costa molto molto caro, quindi bisogna stare molto attenti. Ecco, io credo di confermare quanto detto dai miei colleghi, ho un'affluenza massiccia, anch'io che sono normalmente un po' notato che c'è un afflusso di stranieri molto importante rispetto agli altri anni, il che può significare tantissimo, perché è una bellissima cosa, può anche significare che i nostri italiani, poveretti, ormai sono ridotti un po' male, ecco, può essere che il mercato interno è abbastanza in crisi, questo lo sappiamo tutti quanti. Comunque la fiera sta andando sicuramente bene come evento. Sì, il mercato interno è stato detto anche durante questa fiera, è quello che preoccupa un pochino di più, mentre, non so se me lo confermate, un mercato che per Vicenza è molto pesante come gli Stati Uniti, prima delle elezioni americane aveva rallentato, era tutto un po' incerto, ieri Trump ha giurato e comunque negli ultimi mesi, sapendo ormai
quale sarebbe stato il futuro è ripartito. Lucchetta? Sì. Senz'altro, diciamo, io lavoro anche con gli Stati Uniti, per cui la percezione da parte dei vari clienti di togliere questa incertezza dovuta al fatto del cambio del presidente è ben vista da più o meno tutti gli operatori. Poi diciamo quello che succederà non lo sa nessuno, insomma, quindi si spera, diciamo, visto che diciamo, nella scorsa amministrazione Trump, diciamo, uno slancio era stato dato verso il commercio in questo senso. Adesso ci sono le minacce di aumento di dazi che però probabilmente saranno usate un po' come un'arma per cercare, diciamo, di contrattare con i vari paesi qualcosa in cambio. Poi, diciamo, come andrà a finire lo vedremo nei prossimi mesi. Marangon, c'è paura per questi dazi? Sai, dicevi che Trump ha giurato, io direi che più che giurato ha spergiurato, perché abbiamo sentito una serie infinite di considerazioni che poi non riuscirà a mantenere così come sono state esposte. Ma sai, il mercato, soprattutto quello americano, e qui mi ricollego anche alla considerazione dei clienti esteri che sono venuti a Vicenza, il dato è importante, soprattutto se consideriamo che Vicenza anticipa, ma di poco, fiere internazionali come Centurion, come Inorghenta, come il Qatar, voglio dire, e quindi molti clienti non sono venuti a Vicenza perché hanno le loro manifestazioni, i loro appuntamenti, quindi fare record di income di clienti esteri, voglio dire, è oltremodo importante, quindi un dato che va tenuto in considerazione. Ginevra anche, tra l'altro. I dazi, io credo che il mercato americano in qualche maniera esprima una forbice che tende ad allargarsi. I dazi contribuiranno a questo allargamento della forbice, perché il mercato alto, il mercato del retail, della gioielleria importante, sicuramente pagherà i gioielli un po' di più, ma non credo che si sentirà penalizzata da questo aumento di dazi, mentre il mercato basso, quello del 14 carati, del 10 carati, quello povero, quello più degli alti quantitativi, delle vendite televisive, delle vendite online, quello sarà più penalizzato perché traguarda un cliente dal reddito fisso e quindi con poche possibilità di fluttuazione in questo senso. Ecco, questo è un po' la preoccupazione, e soprattutto anche andrà a riconsiderare nei canali di approvvigionamento magari delle opzioni alternative a quella italiana, no? Quindi a basso valore di manifattura che in qualche maniera noi dobbiamo cercare di contenere. In questo senso io credo che dobbiamo fare molta attenzione alle parole di Trump, soprattutto su questi aumento dei tassi. Ecco, Arduino Zappaterra nominava prima invece il mercato interno, voi avete segnali meno confortanti. Non è che noi, credo, tutti abbiamo segnali meno importanti. Tra l'altro è un mercato che andrebbe comunque in qualche maniera sollecitato, secondo me, magari facendo iniziative abbastanza mirate su questo mercato e sulla piccola produzione. Io ho già avuto modo di parlare così, en passant, con il direttore, e c'era anche il presidente, anche loro due c'erano. Io vedrei con molto interesse una fiera dedicata al mondo dell'artigianato, e una fiera che desse la possibilità ai buyer, ai negozi, ai negozianti che non possono venire per motivi anche economici, perché non dimentichiamo che la fiera di Vicenza è un impegno economico di un certo livello, perché lì per venire qua anche solo di albergo si spende l'ira di Dio, per cui io vedrei volentieri una roba del genere per cercare perlomeno di rivitalizzare un mercato che negli anni passati ci ha dato tante soddisfazioni. Io non dimentico, avendo una certa età, che negli anni passati, parecchi anni ormai, quando si parlava di comunione, cresime e sud, era praticamente l'ossigeno della fiera di Vicenza. Non so se qualcuno si ricorda di queste cose. Adesso siamo ridotti, diciamo che il tessuto sociale si è impoverito di parecchio, e non mi pare che venga fatto nulla per cercare di ovviare questo inconveniente. Per quanto riguarda i dazi di Trump,
lì è un po', come dire, è un salto nel buio con questi personaggi, perché effettivamente sono personaggi che dobbiamo chiederci come faccia un popolo che è ritenuto maturo a portare al potere roba di questo genere qua. Comunque non scordiamoci che ci sono paesi che hanno sempre fatto la triangolazione con gli Stati Uniti, per cui in qualche maniera hanno sempre ovviato a questo problema, come ora ci sono paesi che fanno la triangolazione verso la Russia, per cui anche guerra o non guerra, la merce gira e arriva, sai, il business è business, per cui... Le merci insomma non si fermano. No. Matteo Farsura, sarebbe fattibile qualcosa dedicato agli artigiani? Allora, prima cosa volevo dire che per quanto riguarda l'Italia, comunque non stiamo parlando di numeri così sconfortanti, insomma, noi collaboriamo poi con Federpreziosi che ha fatto un gran lavoro anche in questi giorni qui in fiera, anche di educazione, insomma, hanno toccato temi interessanti e i loro talk sono stati assolutamente molto frequentati, quindi è un lavoro che stiamo facendo in sinergia con l'associazione. Per quanto riguarda l'arricchimento dell'offerta, sicuramente ogni spunto è valido. Noi il posizionamento di Vicenza Oro è quello che la rende così famosa nel mondo, è il fatto di rappresentare l'intera filiera. Noi dobbiamo rappresentare quello che serve al mercato, dobbiamo essere attenti e continuare questo dialogo con le associazioni per arricchire questa offerta che oggi è di 1300 aziende, portando nei padiglioni quello che effettivamente poi serve al mercato. Ecco, parto da Massimo Lucchetta, invece questa era la seconda edizione con i lavori al centro, com'è andata? Le persone hanno imparato i nuovi percorsi? Sì, no, quest'anno decisamente meglio, diciamo, è stato anche molto meglio segnalato il percorso per arrivare, diciamo, ai vari padiglioni, per cui insomma, per terra sono sempre tutti i vari totem che indicano padiglione 4, padiglione 7, padiglione e le indicazioni, quindi quest'anno decisamente meglio. Poi comunque sicuramente anche i vari clienti si saranno abituati a quale strada fare per arrivare nei vari padiglioni, quindi sì. Ecco, rimane un po' il tema adesso magari dei parcheggi, ma però sappiamo che c'è un problema anche per il fatto che ci sono concomitanti poi i lavori della TAV, quindi lì obiettivamente è difficile, vuol dire, trovare magari una soluzione, però insomma in qualche maniera vedo che insomma, si sta lavorando anche per questo, e quindi siamo fiduciosi insomma, che sulla prossima edizione già sarà migliorato anche quell'aspetto lì. Sì, Marangon, anche da voi tutto tranquillo, penso, poi 7 comunque è anche stato toccato meno magari. No, la riorganizzazione della fiera per dare la possibilità di operare con niente di nuovo, se faccio un plauso all'organizzazione perché hanno fatto un lavoro egregio e la riorganizzazione così temporanea era la migliore possibile. E quindi bene, non ho visto delle difficoltà, ovviamente qualche informazione di più, ma ci sono i ragazzi che danno informazione a tutti gli espositori e i clienti, quindi sono ben dislocati lungo tutto il perimetro della fiera, quindi ritengo che se c'è stato così non voglio chiamarlo di servizio, ma delle problematiche relative ai flussi sono state cercate di limitare, ecco, questi problemi. Per quanto riguarda il resto è un problema molto importante che coinvolge, e quando dico il resto mi riferisco a viabilità, parcheggi, flussi, orari e date, sono cose che riguardano non soltanto la fiera e noi purtroppo per nulla, e riguardano l'amministrazione, riguardano gli enti che sono dediti al territorio. Sicuramente va fatta una riflessione perché i clienti che noi portiamo e che spendono, come diceva bene Arduino Zappaterra prima,
anche delle cifre importanti, perché i prezzi degli alberghi lievitano, perché tutto costa, ristoranti e quant'altro. Un cliente che viene e sta qui 2 giorni spende almeno dai 2 ai 4.000 euro, voglio dire, no, perché porta minimo 2-3 persone. Cominciano a essere degli investimenti che vogliono essere remunerativi, vogliono vedere bene la fiera, la vogliono utilizzare per i propri acquisti, è quello che anche noi vogliamo, e quindi dobbiamo metterli nelle condizioni di non perdere 2 ore la mattina per entrare, 1 ora e mezza la sera per uscire, e questo è un problema che è anche nostro, e noi invitiamo i clienti, quindi in qualche maniera poi siamo noi la valvola di sfogo di tutte le loro lamentele. E lamentele che noi porteremo ad un tavolo, mi auguro al più presto, con l'amministrazione comunale e con la fiera, che sempre ci ha ascoltati. Speriamo di poter trovare una soluzione concreta, possibile, realizzabile nel breve, perché i prossimi anni che avremo di fronte con la TAV, quindi con l'abbattimento del ponte sulla statale 246, è un problema che in qualche maniera dovremo affrontare e risolvere, mi auguro. A Ponte Alto sarà un problema Ponte Alto sarà sicuramente non un grande, indifferente, al di là problema. anche della fiera. Ma devo dire che chiaramente... tutte le istituzioni sono consci di questo e si stanno adoperando. Io credo che forse ci vogliono anche scelte un po' più difficili, un po' più anche costose, onerose, scelte drastiche che possono in qualche maniera risolvere alla base, non dei palliativi, delle scorciatoie. Io ritengo non siano così risolutive. Hanno facilitato, ma spesso, soprattutto nei momenti di punta, io mi riferisco a sabato, domenica e lunedì, è oggettivamente difficile raggiungere la fiera. Zapatero, sono cose che voi dite da tempo. No, volevo aggiungermi anch'io al plauso alla IEG, alla fiera, perché effettivamente fare quello che sta facendo, un padiglione nuovo che era praticamente il passaggio tra i 2 padiglioni importanti, adesso togliamo quello figo ultimo che abbiamo fatto, effettivamente e devo dire che le indicazioni, sono riuscito anch'io a girare la fiera, che è tutto dire, quindi vuol dire che sono puntuali, corrette, no, niente, bravo Matteo. Bravo. Ecco, dopo per il resto ha detto tutto lui, giustamente, è così. Ci ho messo più di un'ora a fare la U. Per U intendo quando entri per fare il giro. Sicuramente ne parleremo ancora, ma ne parleremo con il sindaco, perché effettivamente avevamo prospettato delle soluzioni a suo tempo. Ed erano anche andate a visionare. Io spero che adesso si possano prendere dei provvedimenti, perché sono soluzioni che sono percorribili, sicuramente si può togliere sto tappo, è un tappo praticamente. Quello penso, Matteo Farsura, poi sarà un tema di cui si potrà discutere nei prossimi mesi, di cui discuterete nei prossimi mesi, anche perché appunto non dipende solo da voi. Quindi... Sì, diciamo il nostro approccio è quello del confronto, dal confronto nascono sempre spunti molto interessanti e noi non possiamo essere autoreferenziali, non abbiamo le soluzioni in tasca, le soluzioni avvengono grazie a questo approccio che credo abbiamo dimostrato in questi ultimi anni, e quindi continueremo così, e il lavoro fatto poi per costruire un layout transitorio che ci accompagnerà ancora per 2 edizioni è stato ottimo, è stato migliorato da settembre a gennaio, sempre raccogliendo quelli che sono i feedback. Per esempio il padiglione 4, siamo stati molto a confronto con le aziende del padiglione 4, perché di fatto molti visitatori entrano da questa parte e ci mettono un po' ad arrivare al padiglione 4 proprio a livello anche di tempo, e quindi anche le dinamiche con cui i visitatori si muovono all'interno della fiera sono diverse, sono cambiate, e li stiamo aiutando. Ecco, poi anche tutti i ragazzi che vestiti in giallo, che sono
nei punti di snodo principali, sono innovazioni che noi importiamo qua anche guardando anche le nostre fiere competitor, girando, insomma, e prendendo spunti che possono aiutarci ad aiutare a non incidere in nessuna maniera nell'esperienza che deve fare il buyer, che prende un aereo, fanno viaggi molto lunghi, prende una navetta, arriva qui, insomma, e poi deve essere rilassato per andare all'interno degli stand dei nostri espositori a fare business. Abbiamo avuto in parallelo T-Gold, VO Vintage e anche il V-Off che è tornato guardando ai giovani, quindi avete portato i giovani dentro, hanno proprio aperto la fiera. Sì, infatti, tanto sulle anime, insomma, Vicenza Oro poi si arricchisce appunto di T-Gold, che è una manifestazione che è diventata un punto di riferimento internazionale per le tecnologie. Qui si possono vedere tutte le tecnologie, perché molte sono italiane, che stanno cambiando poi il processo di realizzazione dei gioielli, e poi la sezione VO Vintage, che è stata veramente un grande successo quest'anno e che è l'unica parte dedicata al consumatore finale. E poi anche abbiamo aggiunto già da settembre, ma quest'anno l'abbiamo integrata ancora di più, la Delivery Hall at Parakiss, cioè l'opportunità di comprare sul pronto, quindi un'offerta che si arricchisce secondo quelle che sono le esigenze del settore. Un'altra priorità del settore, parlando poi con le associazioni, è poi quella del ricambio generazionale. Lo stiamo affrontando in maniera molto seria e stiamo dando anche molta priorità. Effettivamente il primo evento di quest'anno, dell'edizione di gennaio, è stato a teatro con 650 ragazzi, quindi che iniziano a conoscere questo mondo, iniziano a conoscere quante opportunità possa dare ogni singola azienda a livello nazionale, a livello internazionale. E qui a Vicenza tra l'altro abbiamo una scuola che sta facendo veramente dei passi da giganti. Io sono stato anche recentemente a visitarla, il CPV, quindi assolutamente un riferimento per Vicenza. E faccio anche i complimenti alla scuola proprio per come stanno rivedendo, ricostruendo proprio gli ambienti in cui gli studenti hanno la possibilità di fare quello che poi io ho visto anche nelle aziende proprio, quindi tutti i processi di realizzazione del gioiello io li ho visti lì al CPV, e quindi per noi è assolutamente un dovere dare visibilità e parlarne. Allora, un veramente telegramma: quando ci rivedremo alla prossima Casa delle Notizie e quindi alla prossima Vicenza Oro, saremo già nel secondo semestre del 2025, una parola su come vi aspettate questo 2025. Una parola su come vi aspettate questo anno. Sì. Da come è partito è partito, sembrerebbe bene, poi diciamo dipenderà sicuramente dagli sviluppi che avranno diciamo le varie tematiche di guerra tra l'Ucraina, della guerra in Medio Oriente ci sicuramente, se come l'amministrazione Trump ha detto ci metterà, sarà una bella cosa. Se non ci riesce fine, questo è Vibrante. Zappaterra? Pace sempre, tutta la vita. E su questa pace, che è la speranza di tutti, sia a livello mondiale e anche poi perché l'economia va dietro, quindi penso che tutti lo sperino, prima di tutto a livello umano ovviamente. Ringraziamo Matteo Frassura, direttore di Vicenza Oro, Massimo Lucchetta, presidente degli Orafi di Confindustria Vicenza, Piero Marangon, presidente degli Orafi di Confartigianato Vicenza e Veneto, e Arduino Zappaterra, presidente degli Orafi di CNA nazionali, e ci diamo appuntamento a settembre.